Ma, ma che... Mi ridici quello che hai detto prima? Siamo in Vietnam qua. Porca loca. Sento, andate di qua, ma... Ole, cavacca. Siamo dentro. Comunque c'è qualcuno dentro. Sì, sì, sentono delle voci. Io spero che siano altri esploratori. Non Vediamo. voglia. Bene, siamo in tre, uno l'abbiamo lasciato a Esatto. piedi. Carletto l'abbiamo abbandonato. Abbiamo venuto agli zinghi. Quindi amici, buongiorno o ribuongiorno, perché questa è la seconda e mezza esplorazione della giornata, quindi a seconda di come caricherò i video, buongiorno o ribuongiorno. Siamo in una... Venite a palparvi il culo a vicenda. Ma no, mi sta Vabbè. rubando il guanto. Perfetto. Il guanto. In una fabbrica abbandonata, nonostante sia famosissima nel mondo urbex, il nome non lo faccio, chi lo riconosce bene e chi no, pazienza. Non c'è niente, però andiamo a vederlo. No, in realtà qualcosina di interessante dovrebbe esserci, quindi andiamo a vederla. Questa industria era nata come azienda molitoria nel 1920 grazie allo spirito e alla vocazione imprenditoriale delle famiglie fondatrici. Come sempre, anche se molto nota nel mondo urbex, proverò a raccontare la sua storia senza svelare il nome e la posizione. Nel 1937 venne acquistato il mulino di questa azienda, che, pur non essendo la maggiore della società proprietaria, diventa nel tempo la sede centrale di tutto il gruppo. Nel 1941 viene installata la prima pressa per la spremitura dell'olio. Non capisco queste foto qua sopra. Questo è di legno? Quarker? Nel 1957 l'azienda ha il merito di lanciare per prima sul mercato un olio in semi confezionato in lattina, facendolo il prodotto leader del mercato. Il suo successo promuove un secondo prodotto, ovvero il primo olio di mais dietetico, che ancora oggi è leader nella categoria. Nel corso degli anni la produzione viene potenziata con nuove tecnologie. Sono anni molto frenetici, si lavora con grande entusiasmo e lo stabilimento diventa sempre più grande, ma con fabbricati e sistemi tecnici sempre rispettosi dell'ambiente. Nel 1970 viene acquistata anche una delle prime aziende del settore che produce prodotti da forno come grissini, fette biscottate e crackers. Cosa bevi fuori? È il tuo ufficio. Infatti. È il tuo ufficio, guarda cosa c'è disegnato sotto. Ufficio, è letto sopra ufficio Inge. Nel 1974 cominciano le vicende legate a sospetti di problemi di salute legati in particolare ad uno dei marchi prodotti in questa azienda, causando un rallentamento di tutti i programmi di sviluppo e determinando in seguito la fermata completa dell'impianto. Sono anni difficili per l'azienda che si vede costretta ad impegnare risorse per far emergere la verità, trascurando l'innovazione e il marketing. Nonostante ciò, con grandi sacrifici di tutti, le cose si rimettono al meglio con un rilancio del marchio in grande scala. Che ti saluta? Nello stesso periodo vengono presi i primi contatti con la Quaker, azienda alimentare americana che diventa partner dell'azienda italiana, con capitali sempre crescenti fino al 1980, quando quasi tutto il capitale è nelle mani della società americana. Nel 1988 arriva sul mercato un nuovo prodotto che comincia ad avere un notevole successo in America, Gatorade. Dapprima viene fabbricato presso un terzista a Trento, fino a che nel 1991 viene installato uno specifico impianto nello stabilimento che stiamo esplorando. Banco da lavoro. Ah, Guarda che bello. è tutto in legno. Sì.
Bello sì. C'è un calendario qua. Del 2005. C'è il frigo della Gatorade. Cosa c'è lì? Vieni a vedere. Sì, questo è un pezzo dell'alta tensione. Sì. Ah, è venuto giù tutto qua, le scaffalature. Cosa c'è qua? Ma c'è puzza da tipo gas, boh, Da? non so, gas. Oh, Guarda che figata di posto. arrivo. Era Ah, tutti i mi alzo riesco a contatori. fare una foto. Ma hai visto qua? Eh sì, sono le manovelle grandi. No, vabbè, come faccio? Aspetta, devo fargli una foto io qua. Vuoi il telefono? No, no, basta che mi metto qua, dovrei riuscire. No, vabbè, che figata. Vieni, la ruota del mulino. Eh sì, perché c'è il fiume e quindi prendevano Sì. corrente dal fiume. Qua c'è il tetto storico, il soffitto. Guarda sopra Ah, sì. e guarda per terra. Visto il pavimento com'è? No, È cotto. è cotto, sì, 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 è vero. Ah, qua c'è... Avete visto il soffitto qua? Tutto in legno. Qua c'è il motore del mulino. Questa sarà stata la parte più vecchia, probabilmente. Sì. Questo è il motore del mulino? Eh sì, il retro. Ah, sono i silos. Attenzione, oh. Ah, adesso li vedo. Si vede bene. Sotto là cosa c'è scritto? Qua candeggina, Boh. profumata, ammoniaco, Detari Special, candeggina, panni. No, Abravit, boh. Sprint Forte, Dart. Eh sì. Spugne quadre. È un po' tipo... Sanigel. No, alla vecchia caserma Sì. abbandonata avevamo trovato Sì, una tenevano specie qua di... un magazzino di Esatto, magazzino con le scritte. rifornimenti. Sì. Questa era la centrale di comando. A parte che vabbè qua c'è la foto dell'amministratore delegato, che poi blurreremo. Cos'è che c'è? La foto dell'amministratore delegato. Ah. Guarda. Mm. Data di rilascio 1996. Sì, sono una serie di documenti qua. Sì. Lo rimetti giù da per piacere. Sì, anche qua, guarda, un sacco per Sì, terra. là in fondo anche è pieno. Ma adesso dobbiamo passare nell'altra struttura che ci hanno detto i ragazzi che abbiamo trovato prima, che è pieno di documenti per capire un po'. Dopo essere stato un polo produttivo importante, l'azienda incontrò varie difficoltà che portarono alla sua definitiva chiusura nel 2004. Lo stabilimento andò all'asta diverse volte che andarono tutte deserte, rendendo sempre più complicata la riqualificazione dell'area ormai abbandonata.
Nel 2015 un incendio distrusse lo storico mulino, un edificio di grande pregio architettonico che sorgeva presso lo stabilimento, segnando un ulteriore declino per la zona. Era previsto un progetto di riqualificazione dello stabilimento, ma non si avviarono mai i lavori a causa del ritiro di un'azienda appaltatrice e dei debiti che risultarono irrisolvibili. Chi è che c'è? Peter Griffin, Un uomo un perché? regge? Mamma che puzza! È stato super mega pietoso e un attimo di riposo perché ho appena fatto un rabaltone per terra. Yeah! Occhio che te rabalti, ti, Mona. Per dire scema a me se rabalta lui. Sono ancora viva. Stai buono, perché caghi un cazzo? Sta riprendendo. Perché? Perché stavi salendo e sei sentito un botto sulla scala? Una merda. Diciamo veramente c'hai il vuoto sotto. Esatto. Bene, siamo abbastanza cotti. E rabaltati. Sono io la rabaltina. Ah, ecco. Bene, direi che la giornata la possiamo chiudere e andarci a fare una doccia perché... Facciamo il burger con le birre. Sì. Vai rosso. Bene, se il video vi è piaciuto lasciate il like, commentate, iscrivetevi, sapete cosa fare. Svegliate fuori, con te cammini, guarda dove te metti i piedi. Per chi non capisce, svegliati fuori, Svegliati fuori. Esatto. guarda dove metti i piedi. Ecco, adesso Osserva dove ti- andremo avanti un mese a prendermi Medita. per il culo, vabbè, non Che importa. vuoi testa, che vuoi Sì. testa. Alla prossima. Ciao. Ciao bello, compra camelo.